Seconda primavera senza gite fuori porta e senza turismo, un prezzo davvero alto per il Veneto, la regione che negli ultimi anni è stata la più visitata d'Italia. Impianti sciistici fermi per tutta la stagione, un indotto dal lago alla laguna ancora congelato in attesa della ripartenza. Nessuna azione concreta, almeno per il momento, messa in campo dal governo per le aziende di settore, un eco che non piace alla regione Veneto, la quale continua a chiedere interventi tangibili. Indubbiamente noi abbiamo chiesto dei ristori immediati ed efficaci e tempestivi. Sappiamo che le risorse a disposizione oggi non sono sufficienti. Abbiamo chiesto appunto al ministro, ma anche all'intero governo, di intervenire in più fasi, perché assolutamente noi dobbiamo in primis salvare le aziende, secondo procedere col piano vaccinale. Abbiamo visto che c'è stata un'accelerazione per fortuna in questi giorni, per arrivare a quest'estate ad avere un'ampia gamma della popolazione coperta, perché questo significa la ripartenza del turismo. Possiamo inventarci qualsiasi campagna promozionale, qualsiasi idea, ma se non c'è una vaccinazione di massa è difficile pensare che la gente possa muoversi, non solo i veneti all'estero, ma soprattutto, ciò che a me interessa di più come assessore al turismo, i turisti che devono venire in Veneto. Difficile in questo momento pensare ad una ripartenza, ma plausibile il disappunto del comparto turistico per la possibilità di trascorrere per turismo la Pasqua all'estero e non tra i confini nazionali. Io sono solidale non solo col mondo degli albergatori, ma anche dell'extraalberghiero, dei bar e dei ristoranti, ma anche della gente comune che magari ha la seconda casa al mare o in montagna e vorrebbe muoversi. È ovvio che questo ci mette in forte difficoltà, perché è una spiegazione che è difficile da dare ai nostri operatori, ma anche ai semplici cittadini. Quindi abbiamo chiesto al ministro Garavaglia di intervenire, perché ovviamente non si può considerare una situazione di questo tipo, perché va a vantaggio di alcuni stati e a svantaggio di altri.